Prova, prova. Ah, 1, 2, 3. Allora, siamo qui a Hotcorn oggi a parlare di cinema, ovviamente. Tu te Esatto. ne intendi un pochino di cinema? Ma sì, diciamo che è una delle due o tre cose che so, insomma. Allora ti interrogo. Come si Ma metti i chiama voti anche, il regista di Grease? regista di Grease dovrebbe essere Randall Kleiser. È Randall È Randall Kleiser, quindi Kleiser. ne sa. Saluto a casa, Randall grazie. Kleiser è uno dei registi più sottovalutati perché Veramente, in perché realtà poi... ha girato Grease, che è un capolavoro E assoluto, basterebbe, e già, basterebbe. Basta, fine assolutamente. delle domande per oggi. No, però è vero, perché ci sono una serie di registi, soprattutto americani, che hanno girato dei cult assoluti, che Sì, tutti dicono il ma film, e il veramente regista... nessuno sa chi ha girato Pretty Woman, nessuno Esatto, sa Gary chi ha Marshall è girato un altro Ghost, proprio. cioè ci sono dei registi Ghost era incredibili. Emile Ardolino? No, O sai era che Mieker? No, Ghost. no, Ah non no, c'è- no, è non Zucker, quello Zucker, della sì, banda... della pallottola. Esatto, bravo, bravo Zucker. Allora, abbiamo qui, come avreste capito, come ormai avete capito, abbiamo qui Fausto Brizzi per parlare della mia banda Suona il Pop. E la prima domanda è, la musica è da sempre una tua ossessione però, no? Io Beh, ricordo io ancora, accendo subito lo cioè stereo addirittura la forse mattina. prima, Se no, la musica è proprio la mia passione. Se io avessi potuto, io avevo un gruppetto musicale, scrivevo canzoni, cioè cioè il quella era cinema è il piano B, il diciamo, cinema è dai, assolutamente diciamolo. no, diciamo che è il piano C, perché il piano A era quello familiare, fai l'avvocato come mio padre, Ah, eccetera. ok, vabbè, Il quello mio piano B, boicottato. avendo un gruppetto musicale, era fai i Pooh nella vita. Scrivevo delle canzoni molto romantiche, molto melense, una specie di Riccardo Fogli di Montesacro, che poi è il Che quartiere, insomma, già... di Claudio Baglioni, insomma, citando. Montesacro. E poi il piano C Era era questo. scriviamo delle stupidaggini, hanno cominciato a pagarmi per scrivere delle stupidaggini, quindi diventava interessante la faccenda e ho continuato per tutta la vita, insomma, fino Ah, ad sì. oggi. Tra l'altro io mi ricordo che in una scena di Notte prima degli esami c'era uno dei protagonisti che appendeva un poster preso da Rockstar, dal vecchio mensile Rockstar, Ma lo sai che appendeva oggi sul non si può muro. più appendere niente nei film? Cioè, in notte prima degli esami c'è in campo, inquadratissimo, non so, un cartellone di Star Wars. Oggi non si potrebbe, perché c'è Perché un diritto d'autore, devi pagare qualsiasi qualsiasi cosa. Cioè, cosa se io inquadrassi questa scrivania in un film, parte dovrei a pagare i causa diritti a della... Time, a Variety, alla Esatto. DC, Scorsese, a persino Scorsese, a Salà Grease. magari ti Cioè, non chiama. puoi inquadrare più niente. Che poi, scusa, è E stato il fondamento della cultura pop, però è stato proprio quello in realtà, no? metterla dentro i film. Esatto. Cioè io se oggi devo mettere un personaggio che legge Topolino, devo chiedere comunque una liberatoria alla E Walt loro ti Disney chiedono in Company. E loro che che... film è, in che scena Esatto. lo fa. E a quel Cioè, punto a te è passata la voglia di ma mettere tutto certo, nel finito. film. A quel punto ogni tanto lo fai pirata. Esatto. Nell'ultimo mio film, in una Ah, ti scena, c'è un dichiari bambino che così? legge Zagor, perché a me piacciono molto i fumetti. Legge Zagor, è una scena carina, non possono dire E niente. poi, scusa, fai pubblicità a Zagor in Ma realtà. certo, assolutamente, però non è più così. È peccato però. Allora, la prima scintilla della mia banda Suona il Pop, quindi da dove nasce? Ho visto la reunion dei Pooh e ho capito che si sarebbero riuniti tutti, cioè che Prima quella o sarebbe poi... stato l'inizio, era la prima onda che arrivava, Poi i dopo Pooh si sono riuniti, sono andati avanti poi altri 2 anni dopo. si Hai sono chiamato riuniti e si sono l'ultimo... sciolti, insomma, poi, insomma. E magari si riuniranno ancora, nel senso è a ondate. Eh sì. Ho capito che quello era l'inizio, si sarebbero riuniti tutti, e gli ultimi ricchi e poveri proprio 3 giorni prima Sì. della falsa reunion, noi non lo sapevamo ovviamente, ma i Popcorn, il gruppo finto Della del mia banda Suona film, il Pop. è ispirato ai ricchi e poveri Cioè, in quindi la qualche vita modo, reale ha in che qualche si modo... sovrapponeva al cinema e che a Sanremo aveva l'apoteosi perché i ricchi e poveri si riunivano 3 giorni prima di una reunion concordata da fare durante la finale di Sanremo Cioè, quindi è dei Popcorn. metacinema, cioè neanche Godard Ma no, praticamente, infatti cioè, siamo è un oltre. instant movie che Esatto. va velocissimo però. È un'installazione di arte moderna declinata al Esatto, tant'è che musicale. gli attori non escono più dai personaggi E e continuano continuano a adesso... fare queste canzonette finte, taroccate degli anni '80, scritte da Bruno Zambrini, gli sono rimaste in testa
non escono più loro. Esatto. Bruno Zambrini, peraltro, che, ecco, diciamo, in questi però, giorni, chi è Bruno Zambrini? Bruno Zambrini Perché è un autore storico della musica italiana, ha scritto tutti i grandi successi di Esatto. Gianni Morandi, di Patti Bravo, ha scritto La Bambola, per dirne una, piuttosto che Non son degno di te, In ginocchio da te, Esatto. Se non avessi più te. Che però il povero Zambrini non pensava di finire agli Oscar. Di perché finire alla fine- dentro Parasite, o meglio, lo sapeva perché aveva cioè, dovuto anche lì, cedere i a diritti della proposito di canzone, citazioni. ma aveva ceduto i diritti per mettere una canzone in un film coreano, generico. Non sapeva che quel piccolo film coreano a cui dava i diritti di In ginocchio da te poi avrebbe fatto la scalata agli E Oscar. neanche l'importanza che ha la canzone Non sapeva situata niente. poi nel film, no? Perché non è che l'ascoltano Comunque così. è l'autore di tutte le colonne sonore dei miei film, quindi è diciamo, un rapporto che va avanti da 15 anni. Certo. Senti, vedendo la mia banda sonora del pop, la prima domanda che viene però è come li hai scelti? Cioè ti sei messo lì... Come li ho con le scelti il figurine? cast? Sì, perché poi quella era una discriminante. Cioè, se ne sbagliavi uno, diciamo Ho che era fatto- finito il film. Ho fatto come faccio di solito, cioè li ho scelti prima di scrivere il film, cioè il film è stato scritto sugli attori, come ho fatto per tutti i film tranne Notte prima degli esami, perché Notte prima degli esami c'era un casting da fare di diciottenni. Quando invece devo scegliere dei ruoli dove posso prendere degli attori noti, lo faccio prima che il film sia scritto, in modo che il film è scritto su misura per loro. Quindi loro sono Quindi tic, vizi, cose, comunque sono... tutto su misura, come i vestiti. Li ho sempre scritti così. I film, fin da quando scrivevo i film di Natale, quei film si scrivevano sui contratti. Si sapeva che c'erano, non so, Boldi e De Sica, piuttosto che poi De Sica e De Luigi, e si scriveva per loro. E in questo caso ho chiamato Christian dicendo: ma ci immaginiamo una reunion dei ricchi e poveri in cui i ricchi e poveri diventano dei ladri in Russia e tentano di rubare il denaro di un oligarca che li sta mettendo sotto contratto per fare la loro stessa E lui a reunion? quel punto aveva due opzioni di Sei risposta. scemo? Esatto. O Oppure sì. andiamo. O andiamo. E la risposta sua è stata: andiamo, ma chiamiamo Ghini allora Cioè, che a è- fare un altro, esatto. perché erano una Che è coppia, un po' cinepanettone, un esatto, po', sugli una coppia ultimi- storica di cinepanettoni. E a catena poi ho detto: ma chiamiamo Paolo Rossi a fare Ecco, la sorpresa è un l'intellettuale. po' Paolino Rossi però, no? Perché alla Perché ci fine... serviva un intellettuale, cioè ci serviva uno che gli si legge in faccia che a lui quella musica non piace, che lui ascolta Viene da altro. i Ramones, che ascolta altro completamente. E nel film è così, cioè lui è l'autore delle canzonette, ma in qualche modo se ne vergogna. E poi ho chiamato Angela, con la quale avevo già lavorato, che era l'unica che poteva reggere botta con loro tre. E di fianco ci hai messo Batantuono. A Antonio a fare il manager in un Che è ruolo perfetto. serio, perché la prima cosa che mi ha chiesto Diego è: ma devo ballare? Ho detto no, tu sei il manager. Ah, perfetto. Si è trovato subito a suo agio. E poi ho scritto il film, le canzoni. C'è stata una preparazione talmente lunga di questo film che nel frattempo ne ho fatto un altro, quello che è uscito a ottobre. certo. Quello in realtà è stato fatto in mezzo a tutta la lavorazione, la costruzione delle canzoni di questo film qua. Senti, allora Fausto, noi abbiamo un piccolo giochetto da proporti. Allora, abbiamo qui 4 vinili, io ti darò un vinile e tu dovrai dire cosa ti suscita, diciamo. Sì, Allora, il primo, lascio a te la presentazione. Il primo è American Graffiti, è la compilation del film, Esatto, credo, sì. esatto. E American Di Graffiti George di George Lucas. Lucas. Prima di Star Wars. Prima di Star Wars, quando insomma, ancora non sapeva cosa voleva fare da grande, cosa quando sarebbe era- successo della sua vita. Che secondo me sai che lui è un po' limitato anche dall'essere definito sempre come Beh, alla e fine solo. ha fatto solo quello. Sì, ha Dopo fatto questo, si sì, è- poi quell'altro sui Beatles pure. Sì, ma però poi si è chiuso dentro La Star Wars, Lucasfilm, ovviamente. E American Perché Graffiti è un questo? film a cui devo molto. Notte prima degli esami è un po' È vero, sì. Un minore, Italian scusate il Graffiti. paragone, No, però un un Italian Italian Graffiti, tant'è che gli rubo il finale ad American Graffiti, quando ci sta il futuro dei personaggi, le foto dei personaggi con scritto cosa sono diventati, quello è preso da American Graffiti. Che uno di loro andò in Vietnam, poi no, Esatto, da me uno diventa un serial killer. Cioè, nel senso, vero, molto sì, divertente certo. inventare i futuri. E l'ho preso da American Graffiti, magari quelli che lo vedevano dicevano che bella idea, era copiata. Però è la cultura pop Però è la qui. cultura pop, la cultura insomma, pop è assolutamente. quella. Abbiamo un'altra colonna sonora scelta da The Big Fausto. Chill, Il Grande Freddo è uno dei miei film preferiti. Di chi è il Grande Freddo? Di Lawrence Kasdan, che ha scritto anche dei Guerre Stellari. E anche insomma, un Indiana anche Jones. Indiana sicuro. Jones è un grandissimo sceneggiatore. E perché? Il Grande Freddo è è l'archetipo, secondo me, di tutti i film che si sono fatti dopo sulle riunioni di amici.
In questo caso, peraltro, anch'io adesso ho fatto un film su una riunione di amici, pur se non è Una reunion, una nel tuo reunion, caso. se Tra non l'altro è qui, statica come questa è proprio compagni di scuola, cioè tanti film sì, compagni di successivi scuola, in qualche esatto, di modo Verdone. devono molto al Grande Freddo, che è un film che io amo perché è un film di scrittura. Che Cioè, possiamo dire che è anche invecchiato bene, il Grande Fratello, l'ho visto un è anno anche fa invecchiato bene. Sì, e... e questo è il giochino che io faccio sempre sui film, i film che si possono ancora vedere e quelli che non si possono Esatto. vedere più. Ci sono dei film che invecchiano malissimo, che tu Sì, improvvisamente come i dischi, li guardi, tanti dischi degli sì, anni che 80 sono anche. datati ed è finita per loro, non possono più essere riproposti. E dei film che tu li vedi, in genere i film di Kubrick invecchiano benissimo, cioè li puoi Vero. vedere ancora. Ed è una roba che io trovo Sì, incredibile, sembrano assolutamente. fatti adesso. Tra l'altro, scusa, ti coinvolgo in una cosa, questo era uno dei più grandi attori dell'Hollywood degli anni Ottanta, William Hart, che poi no, ha fatto una fine anche dignitosa, però è scomparso ed è un peccato perché veramente lui... Beh, ma anche gli altri, non è che, Eh sì, cioè, Jeff non è che Jeff Goldblum, Goldblum, no, è a vero. parte un po' di dinosauri, No, giusto, Jurassic Park, sì, esatto. Pure Tom Berenger, la Hollywood degli anni Ottanta era, no, un sex symbol. sì, Glenn quindi c'era una Close, specie di sì, mangiumpiai, sì, insomma, c'era un sì, esatto. mangiumpiai dei giovani. Kevin Klein, Kevin grandissimo. Kline anche, no? Sì, sì, Poi dopo, dagli anni 90 in poi sì, ha dopo fatto In e Out in pochissimo. qualche Sì, modo poi si è assolutamente. perso. Qui invece, vai Questo è David Fausto, Bowie, io amo David Bowie e mi faceva molto sorridere in questo periodo, insomma, tutto il clamore intorno ad Achille Lauro, che faceva una canzone che mi piaceva sì, tantissimo, sì. perché io dicevo, Quella ma roba l'ha ste cose fatta David Bowie non le faceva già 40 anni fa, quasi, esattamente esatto, nel 40 70, anni sì. fa, 50, forse quasi Sì, quasi 50, 50, nel quasi 50 72. anni fa Cioè lui faceva... uccise Ziggy Stardust nel 72, sì, sì, nel 72 era Sì, già diciamo, morto Ziggy faceva Stardust. quelle robe, Renato Zero le faceva in Sì. Italia a ruota, insomma, Quando te di quel menavano, periodo. quando le Quando se li facevi. facevi, poi per strada magari ti inseguivano in Lambretta. E quindi questo è un personaggio che secondo me... E poi lui ha fatto Labyrinth. Ha fatto un grande Io film degli anni ho 80 visto a Labyrinth proposito. con mia figlia che ha 4 anni, credo 20 volte. Ah, sì? E non Sì, si perché... spaventa lei perché poi c'è un Ma linguaggio cinematografico. zero. Non si spaventa zero, la mia compagna Silvia incautamente ha fatto vedere Labyrinth a mia figlia e adesso l'avremo visto insomma, Ah sì, tra 10 l'altro poi volte devo dire di con quella fila. acconciatura, lui era molto Era creepy, no? Sì, sì, molto... sì, sì, Però Labyrinth funziona ancora perché sono grandissimo. talmente pupazzi che funziona È ancora. vero, perché era Jim Henson, c'era dietro tra Sì, l'altro. certo, i Muppet in Sì, qualche modo. beh. E qui E abbiamo il Re questi sono, Lucertola. questa probabilmente è la copertina più bella di tutti i tempi. È vero, è vero. Nonostante non sia niente, nel No, senso alla fine è un primo piano, esatto. Tra l'altro ti ricordi nel però film di Oliver Stone c'è proprio questa scena, no? C'è la sì, sì, foto, non sì, so se... è iconica, cioè è diventata Sì. una copertina incredibile che nessuno può rifare, nel senso, pensate a un artista italiano che adesso fa una copertina così. Però questa copertina dice tutto. Era meraviglioso quando si facevano le copertine dei long plane perché c'era uno studio grafico, Sì, insomma, esatto. che adesso non Era è che più, Spotify sì. è interessante lo No, studio no, no, ecco, grafico. quello si è perso, no? Anche l'esperienza che si aveva sfogliando, No, ma guardando. tu compravi magari un disco perché ti piaceva la copertina. Adesso direbbero che sei un passatista, però basta. Sono un passatista, sì, Sei ma un io passatista. sono un passatista. Però in realtà il vinile, adesso c'è questo ritorno del vinile, cioè il CD è stato Sì, ucciso e... però c'è un ritorno del vinile, ma Sì, è per a amatori. numeri, esatto. Assolutamente. Non- Questo non lo dice mai nessuno. Sì, Dicono, torna al come vinile, il sì. ritorno del subbuteo, sì, Esatto. Sì, è sì, sì. per amatori. Insomma. Ma perché i Doors? Qual era la tua canzone preferita dei Doors? Beh, a parte Light My Fire, a me piace proprio il loro look, cioè a me non piacciono dal punto di vista musicale, piacciono dal punto di vista di quello proprio che l'estetica dei... rappresentano Ok. esteticamente. Cioè, è un'altra cosa che provavo con un gruppo degli anni Ottanta e mi piaceva molto, che era i Police. Mi piaceva proprio come si presentavano. L'altro gruppo è invecchiato benissimo, i Police. Quei dischi Sì, quei sono... dischi sono meravigliosi tuttora. Veramente. Mi piaceva proprio come si ponevano. come si ponevano, Sì, insomma, poi loro sembravano tre in amici. in un mondo congelato, no? Dove comunque noi, durante i Police, noi in Italia comunque avevamo i ricchi e poveri, che Sì. Sì. cioè quelli erano i nostri gruppi di successo. Sembra proprio un altro pianeta dal punto di vista del look, Ma la formula musicale che era reggae, no? Era reggae, sì, cioè pop, era- rock, era qualsiasi cosa. era incredibile quanto fossero avanti e quanto alcune delle canzoni funzionano ancora. Ma il tuo disco proprio preferito di sempre, quello che cioè se domani ti spediscono sull'isola deserta, dicono un disco devi portarti, qual è?
Io mi dovrei portare incautamente il primo disco che ho acquistato, il primo LP che ho acquistato con i soldi miei. Quindi quella Madeleine proustiana. Sì, però- certo, per ok. forza. Perché che io è? quando voglio tornare all'infanzia, ascolta, adesso ti dirò una cosa che tu dici, ma che disco è? È un disco che si chiama Rita e Rudy di Alberto Camerini. È un Conosco LP di Camerini, ma Alberto lo- Camerini che ho acquistato e amo Alberto Camerini, mi piaceva da morire, ed è il primo disco che ho comprato con i soldi messi da parte. Quindi in qualche modo me lo ricordo meravigliosamente, Certo. le canto tutte, è un disco che sfrutta il lato A e il lato B, perché un lato è romantico e E un tu hai lato ancora è... quel vinile? Io ho ancora quel vinile, assolutamente. Quindi è Se un proprio giorno tipo incontrerò un Alberto rituale. Camerini me lo devo far firmare. Alberto Camerini è un rituale praticamente quello. Sì, 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 quando io voglio, improvvisamente metto o Rita o Rudy, che sono i due lati del CD, tipo perché concept. Rudy è la parte agitata e Rita è la parte lenta, è un Fantastico. concept album. Senti, torniamo al cinema invece. Quanto è più facile oggi per te dirigere un film? Si dice che poi a forza di dirigere poi diventa tutto più semplice, va in automatico, però in realtà poi alcuni dicono che avendo troppa coscienza poi si sa anche La verità è l'errore. che sul set è più facile, perché gestisci. ti trovi a casa, soprattutto i collaboratori sanno quello che vuoi e questo a volte diventa uno svantaggio. Io ogni tanto radicalmente cambio la troupe, pur avendo con alcuni dei rapporti di amicizia, però glielo spiego dicendo ho bisogno di qualcuno che non sappia cosa voglio, che mi porti a vedere una location che non mi piace, perché poi magari così facendo ne troviamo un'altra che mi piace ma non era prevedibile. Cioè ti metti in condizioni che magari... Di esplorare un territorio nuovo, mentre invece qualcuno che sa già cosa voglio, che tipo di colori mi piacciono, che tipo di riprese farò, eccetera, mi propone delle cose per essere figo, per dire io ti conosco, so che ti piacciono le melanzane alla parmigiana e ti ho fatto le tue. E invece tu Ma vuoi quello voglio che ti esplorare spiazza. un'altra roba. Quindi ogni tanto cambio E la quindi troupe. ti è il tofu, ti porta lì col tofu e tu devi... E tu dico, vabbè, che nel caso c'è? del tofu dico, non sa di niente, va bene, non sa di niente. Senti, facciamo il gioco delle cartoline di Hot Corn allora adesso, visto che... Allora, qui c'è delle cartoline, abbiamo detto Grease, Taxi Driver, Kill Bill, Fleabag, Trono di Spade e basta. No, c'è anche il Grande Lebowski qui, in forma di magnete. Allora, il mio film qua dentro è Grease. Cioè, se io E devo torni sempre alla musica comunque. torno sempre alla musica, cioè in realtà quando mi chiedono quali film avresti voluto girare da storia del cinema, Che era sono, la mia domanda successiva, lo sapevi? sono due, uno è Grease e l'altro è Ritorno al futuro. Come darti torto. Sono due film che un po' musicali lo sono, Sì. realtà, anche Ritorno al futuro che sì. non lo è dichiaratamente, però in realtà poi c'è il Abbiamo ballo, visto la scena ci sono finale le citata canzoni. a Sanremo, no? Esatto. Anche adesso nel video dei pinguini tattici Ma nucleari. Grease è proprio il mio film del cuore, cioè avrei voluto girare questa cosa qui. In Italia è difficilissimo fare un musical, anche perché anche i musical stranieri di grande successo in Italia fanno non fatica, vanno è bene. Ma La La Land ti è piaciuto? La Land mi è piaciuto molto e più del film ancora mi è piaciuta la colonna sonora. Sì, la colonna sonora. Cioè la colonna sonora la trovo strepitosa, tanto che l'ascolto indipendentemente dal film. vero. Che è una cosa che ha anche Grease, insomma, cioè la colonna sonora. Grandi è una canzoni, roba- perché infatti poi sembra banale, ma Cioè- in realtà poi dietro i grandi musical ci sono sempre grandi canzoni. Cioè, non puoi comunque fare poi qui scopri che dentro c'è non so, Frankie Valli che canta Grease e non solo i Bee Gees come tutti. È vero. Tra l'altro una cosa che a me stupisce sempre di Grease, a parte che anche questo, diciamo la formula, è invecchiato bene, i titoli di testa con l'animazione sono fantastici. Cose che io ho rifatto qualche volta, insomma. Sono qualche veramente film con fantastici e tengono ancora adesso. l'animazione. No, ma tiene tutto quella roba là, tant'è che il musical a teatro va in onda. Eh sì, Cioè, sulle scene da anni, a da se- e ripetizione, andrà per a sempre. ripetizione. Senti, l'ultima domanda che ti faccio in realtà è un consiglio. Il film che non deve essere conosciutissimo, che consigli tu ai lettori di Hot Corn? Il film non conosciutissimo. Ma sì, cioè, nel senso che se dici Ritorno al futuro, dici, vabbè, sì, ok. No, posso dire, una cosa... posso dire un film di un mio collega italiano tu puoi dire quello che che è vuoi. uscito una decina d'anni fa, si chiama Si può fare. Ah, è un certo. film di Giulio Manfredonia che non ha avuto affatto Era con successo. Battiston? Era con Claudio Bisio. Claudio Bisio, c'era anche Battiston, E- era quello dei matti. Non c'era. Non mi ricordo, non c'era, mi sembra, Ecco, qui il Giuseppe. regista- Non c'era Giuseppe, il regista è Giulio Manfredonia e C'era il film non Bisio, ebbe sì. successo, però era Tra un gran l'altro ricordo film, che- era un gran melò
e funzionava moltissimo, faceva emozionare. In Italia a volte ci sono dei film piccoli, invisibili, nonostante una star dentro, nonostante Anita Claudio Caprioli, dentro, Andrea Bosca, giusto? Sì, ok. e che passano inosservati, insomma. Questo vero. film, se oggi andasse su Rai 1, farebbe ascolto. E perché quello è per un molto regista buono. come lo vive è una frustrazione alla fine, perché Ma poi hai soprattutto idea? oggi, noi, cioè una volta negli anni 80 usciva il film, la gente andava a vederlo, non andava a vederlo. Oggi esce talmente tante cose, cioè talmente una giungla che tu Oggi- rischi di fare un grande film. Oggi non c'è la roba, non c'è il successo medio. Cioè, o il film esce e sparisce nel caos, è uscito il weekend sbagliato, c'era il sole, c'era la concorrenza, hai sbagliato la promozione, hai sbagliato il trailer. Buttare un lavoro di a volte anche 2 o 3 anni di... Però così non è. Io infatti ogni tanto mi prendo delle vacanze e scrivo un romanzo. Perché il romanzo è bello, sta lì, Beh, esatto. lo metti nelle librerie e sta lì, non lo tolgono subito dallo scaffale, lo fanno Vabbè, adesso lavorare. uno ti dice lo mettono sulle piattaforme, adesso per esempio si può fare anche i tuoi vecchi film, uno li trova sulle piattaforme digitali, no? Però devi andare a Cine, cercare, che poi le piattaforme Sì. tendono a fare quello che dicevo prima, ti propongono una roba che sanno che ti piace. Adesso c'è l'algoritmo e comunque ti ha schedato, il sacro sa che algoritmo. se tu hai visto La Casa di Carta, ma può essere che ti piace quest'altra roba. Però lì secondo me bisogna fare come fai tu con quello col tofu. Sì, Cioè, fare delle ti consiglia- esplorazioni. esatto, ti consigliano... Il problema è che non è che lo puoi esplorare bene il sito di No, è Netflix vero. o di Amazon, devi andare a cercare in qualche modo, Sì, perché devi lui avere tende a tempo. darti quello che sa che ti piace. Io invece vorrei fare proprio la striscetta su Netflix. Se hai visto questo, questi non ti piaceranno. E tu andresti a vederli. E io andrei a vederli. Che fantastico. Perché ti Cioè, suggerisce invece- i tuoi film preferiti. Il tuo film invece che dovremmo recuperare, un altro che Il mio invece film che senti andrebbe un po' come recuperato figlio... è Pazze di me, che è un film Ah, che certo, ho fatto con Francescone Mandelli. quasi in sovrapposizione a un suo film dei soliti idioti, quindi siamo riusciti a fare una promozione un po' bislacca, Sì, mi ricordo. perché lui era andato in tutte le trasmissioni 10 C'era giorni la Goggi, prima, no? C'era anche la c'era la Goggi in Goggi, quel film. e quello è un film secondo me particolarmente divertente, particolarmente riuscito, che non ha visto quasi nessuno. Perfetto, allora andiamo a vedere La mia banda suona il pop, poi Al torniamo a cinema casa, adesso. esatto, al cinema. E andate Torniamo su una a ca- piattaforma perché c'è, Esatto, su recuperate Cili ci Pazze sono di me. tutti i film di Però Fausto prima La mia Brizzi. banda suona il pop. Assolutamente, prima di dovere La mia banda suona il pop. E non ti ho fatto la domanda della colonna sonora, invece uscirà perché adesso c'è anche il... È già uscita la colonna sonora, Ok. è su tutte le piattaforme, addirittura c'è proprio Popcorn, come se fosse un gruppo vero, e rimarrà per sempre, perché una volta l'hai messo dentro Quindi rimane per potresti, sempre. adesso potresti quindi creare un vinile dei popcorn. Ma infatti adesso per ora è uscito il CD, però io spero insomma, che il film vada bene di far uscire il 45 giri, Tanto poi perché il quella è la sequel roba via. divertente. E il sequel si chiamerebbe La mia banda suona rock? No, perché devi chiamare Fossati in quel caso però. No, infatti, la mia banda banda suona suona jazz. ancora? Ecco, vedi, Forse. perfetto. Fausto Brizzi, grazie mille Fausto. Grazie.